Ciao a tutti, ed eccoci qua al nono episodio della serie su Venezia. Eravamo rimasti in una situazione abbastanza particolare, nel senso, tutti ci hanno dichiarato guerra, hanno fatto una crociata su Roma, quindi abbiamo eserciti che arrivano da ogni parte, e dobbiamo uccidere il Papa per interrompere... Scusate, e dobbiamo uccidere il Papa per interrompere questa crociata. Milano si è ribellata e la stiamo riprendendo. Marsiglia anch'essa è in rivolta, quindi bisogna far ritornare l'esercito. Bisogna un attimo stabilizzare la situazione perché ci sta sfuggendo di mano. Loro vanno a Costantinopoli per cercare di conquistare una città ricca. Con questo esercito qui o riprendiamo Iraclion o pensavo di andare a Gerusalemme, però conquistare Gerusalemme, che mi darebbe più ordine pubblico e sarebbe una cosa buona, mi interromperebbe i rapporti commerciali con gli egiziani. E quindi non saprei se sarebbe il caso, però speriamo bene. Eccoli qua. Ok, adesso sono parecchi. 3 a 4. Mi stanno attaccando in netta superiorità numerica. Bisogna vedere un attimo come sono le loro truppe, però. Sembrano abbastanza merdose per ora. Bisogna vedere queste. Non saprei se combatterle, siamo in una posizione difensiva. E se vincessi questa battaglia, probabilmente annienterei 3/4 dell'esercito del Sacro Romano Impero. Però sono molti più di noi e noi abbiamo decisamente troppa cavalleria. Oppure che però se mi ritiro, poi loro sbloccano la situazione qui e riescono a far scappare il Papa. Che fare? Combattiamola, dai. Abbiamo 2 carrocci, spammiamo balestre e cerchiamo di vincerla così. Ok. Infatti hanno scelto questo tempo, questo clima perché io ho tante unità da tiro e la pioggia rende più difficoltoso l'uso della balestra. Però diciamo che se ci mettiamo qui dovremo riuscire ad avere una buona protezione. Allora, quelli che mi attaccano arrivano da davanti e però è l'esercito più piccolo. Quelli che mi preoccupano arriveranno di qua. Quindi vediamo di organizzare la difesa. Allora, voglio i 2 carrocci qui. Fierissimi. Dopodiché voglio le balestre qui. Voglio le mie milizie qui. No. La cavalleria ancora più indietro. Vediamo se si riesce. Ma così siamo un po' incastrati. Così siamo troppo incastrati. Ho paura di non riuscire a... Una volta che sblocchiamo la situazione ci spostiamo qua, che è più largo. Ok, pronti? Via. Ok. Perché non mi fa mettere le truppe? Allora, fermi tutti. Analizziamo la situazione. Questa qui è una battaglia abbastanza difficile perché loro sono parecchi.
Allora, costoro non mi preoccupano. Costoro sì. Quindi diciamo che il punto migliore ce l'ho io. Però non so che cazzo abbia questa. Non so perché non mi lasci mettere queste truppe qui. Allora, esatto, disponiamoci così. Voi qua. Voi qui. Balestrieri dietro. Cavalleria, sarei tentato di usarli già per attaccare questi se non hanno unità troppo forti contro la fanteria. Eh sì, la cavalleria, ecco. Potrei attaccarli provando ad evitare questi, in modo da falciarne già parecchi. Non so se fidarmi, perché potrei rischiare di perdere parecchia cavalleria essendo che qui hanno questi lancieri. Ma, però insomma in qualche posto devo metterli. Quindi direi di vedere se si riesce a metterli da qualche parte. Allora teniamoli qua per ora. Vediamo se riusciamo ad annientare già questi. Io li caricherei comunque. E sbrigatevi. Li caricherei anche se ci sono quei lancieri perché tanto è un'unità sola. Quindi se riusciamo a caricarli, a mandarli in rotta, scappano e poi questi qui li abbiamo eliminati. Dato che sono già 400 uomini. Facili facili, perché questo balordo non si muove? Non ho mai usato questa cavalleria, cioè, forse l'ho usata qualche volta, ma pochissimo. Chissà se è forte. Vediamo un attimo le statistiche. 8, 5, 15, fa abbastanza cagare. Heavy Cavalry. Diciamo che per loro sarà abbastanza difficoltoso venirmi a prendere qua su. Ok, ci siamo. Proviamo a caricarli. Usando anche il cuneo come abilità. Vediamo se si riesce. Addosso, addosso, addosso. It is unwise to praise the day before sunset, but our men Ok, are via, 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 winning the via, 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 battle via. and forging a worthy victory. Correte via prima che questi qui ci caricano. Ci carichino.
Qui bisogna, It is unwise to praise the day before sunset, qui bisogna but tenere bene our d'occhio la men situazione are perché ho winning the paura che mi battle arrivino and addosso forging a con delle loro worthy unità. victory. Eccoli infatti. No, ok, bene, basta, meglio ritirare la cavalleria ora. E metterla qui sul lato, pronta a caricare. I miei balestrieri stanno già tutti sparando. Vuol dire che i nemici sono abbastanza vicini. Mm. Scusatemi ragazzi se parlo poco ma mi devo concentrare. Allora mettiamo questa cavalleria qui sull'angolo sperando che nessuno ce la stia. Eccoli, 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 eccoli che si lanciano. La pioggia di frecce ragazzi. Perché la cavalleria in queste montagne qui si stanca in fretta. Ora vediamo un po' su chi focussare il nostro tiro. La cavalleria leggera non penso sia un problema, piuttosto esatto, sparate agli arcieri loro. Che infatti stanno andando giù. Così dobbiamo cercare di metterli più in alto possibile in modo che carichino a fondo. Non voglio farli muovere ancora perché sono già stanchi e non voglio infognarli in queste montagne, rischio di perdere il generale. Adesso vediamo un po' loro come decidono di muoversi. Questo esercito qui è fermo perché in teoria non possono entrare in campo di battaglia più di 8 unità. Anche tu quando giochi puoi scegliere di averne solo un massimo, se no devi farle comandare dalla CPU. Non so perché siano fermi questi sinceramente, ma meglio per me. Guardate che fieri. Ho come la sensazione che di questo passo non riusciranno a battermi. Gli ho già ucciso il 17% dei soldati solo con i balestrieri, guardate che macello. Voi potete pure correre perché tanto non dovete combattere in corpo a corpo, quindi guardate che fighi con l'armatura quando sbloccano l'elmo eccetera, cioè guardate la differenza fra questi e questi. Proprio nell'armatura, assolutamente figo. Questi qui sono molto simili, però
Questi qua hanno l'elmo più figo. E anche l'armatura è parecchio bella. Cioè, guardate quanti cadaveri ci sono già per terra solo con i balestrieri. Ascolta, aumentiamo la velocità perché qui non si sa bene che cosa stiano cercando di fare, ma io direi di provare ad ammazzare questi. Definitivamente. Guardate come vanno giù. Only half the enemy force remains. Adesso sono pronti per subire una carica di cavalleria. Decimati. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Vediamo se riusciamo a uccidergli il capitano, così questo esercito è finalmente annientato. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants. The Lord Perfetto. above is kind. We have captured the enemy's general. Perfetto, That boh, will allora teach the cowardly questo dog to esercito dei run. 400 uomini è Now he can annientato. rest at our leisure. Fresh, tile. Oh, loro si riposano, questi qui no, invece. Sono molto stanchi. Vediamo se decidono di muoversi in qualche modo o se preferiscono aspettare. Ah, io aumento la velocità, faccio finire la battaglia per il tempo che passa. Guardatemi, voglio vedere questi, 12-14, questi sono buoni. Sono più forti dei miei. Vabbè, ragazzi, siccome sembrano essersi buggati, nel senso che stanno fermi, io metto in pausa il video. In modo da riuscire a tagliare, insomma, e se si muovono lo riprendo. Quindi mettiamo in pausa. Niente da fare, ragazzi. Sono sempre fermi. Ok, ho ripreso, ragazzi, niente da fare, loro sono buggati e non ho intenzione di attaccarli perché sono 10 volte più numerosi di me. Quindi aspettiamo gli ultimi 20 secondi e 2 minuti e 40 e poi la partita è finita. Non so come andrà a finire, nel senso i loro eserciti mi hanno attaccato, hanno perso e non hanno un posto dove scappare in teoria, quindi non so se vengono annientati o cosa, spero di sì. Però così l'intelligenza artificiale in questo gioco è assurda. Io ho perso davvero nessun uomo, avrò perso 5 uomini. The day is done with, and with it all chances of a mighty victory. Today we must settle for a Ho perso small 22 victory. uomini. A small victory is better than no victory. Che dire, ragazzi? Mi è andata bene, nel senso non mi hanno attaccato, mi è andata male, nel senso che se mi avessero attaccato li avrei annientati. E pazienza, vediamo un po' come va nella mappa adesso. My lord, we are victorious. Infatti, occupata la città e l'esercito che era dentro è stato annientato. E adesso è il momento di uccidere il Papa. Una spia cosa? Ungherese questa, vabbè. Dai, sembra che ho guadagnato bene. Noble lord, orders. An honor to serve. We will engage.
Engage them honorably, my lord. Perfetto. Il Papa è morto. Quindi adesso ci dovrebbero essere nuove elezioni papali e la crociata dovrebbe essere annullata. Spero, perché qui si è riempito di eserciti. Non li avevo visti questi. Merda, da dove cazzo arrivano? Your orders, noble one. Command me. Qui posso fare queste unità qui. Allora, questo esercito lo tengo qua. Lo tengo qui e ci aggiungo un'unità di balista. Voi invece Yes. dovete tornare in Italia per difenderla. Move out. Yes, my lord. Where to, sire? Yes, lord. I will destroy you for the glory Si of fa abbastanza schifo questo esercito. Voi cercate anche voi di tornare qua. We march no further Marsiglia today, lord. sembra essersi calmata, Orders? quindi con loro o torno a difendere, ma ho già un esercito che sta tornando. Direi di continuare a conquistare i francesi. Yes. Closing for battle. Laying siege. Is it time to take the walls, my lord? Una strega. Siccome non mi piacciono le streghe e io con il Papa ci voglio far pace, è giunto il momento di cominciare a fare preti un po' dappertutto, in modo da ingraziarselo non appena la crociata sarà annullata e io sarò riconciliato. Allora, vediamo di costruire delle chiese un po' dovunque. Cominciamo con quelle più piccole, che sono quelle meno costose. Ecco, tipo questa. Facciamo un po' di Venetian Heavy Infantry. Yes, my lord. Allora, con voi Back to terra firma, si men. va qua. Your will. Yes, my lord. This is where we shall meet the enemy. Diraclion è tornata sotto il dominio veneziano. Spero che ci sia ancora una buona The enemy are beaten. quantità di cattolici. These people become your subjects through victory. Sì, dai. Ci sono ancora abbastanza cattolici. Costruiamo una chiesa. Orders. Yes, lord. E posso anche potenziare le mie armature. Dopodiché con loro Yes. rimonto e continuo a conquistare la Grecia. Cosa più importante, Costantinopoli. God will be with us, men. 30 a 7. Without question, we shall begin the siege. Cazzo! Cazzo! C'è 30 a 7, più di 3 a 1 e ho perso. E mi hanno ucciso un generale. 2 generali. Beh, Tosi, questa è sfiga. E l'esercito completamente annientato. Yes, my lord. Non ho parole, ragazzi. Non mi sembra valida come cosa. Cioè, a voi sembra normale? Dio boh. Chi cazzo è il mio re adesso? Lui? Siccome probabilmente arriveranno a Roma, forse è meglio se conquisto Milano e mi difendo. As you will, my lord. Non ci credo We comunque. march to battle. 30 a 7 e ho perso tutto l'esercito. No, no. Non, non faccio più assedi, aspetto sempre che muoiano per fame. Passiamo il turno. Incredibile. Eccoli, eccoli che mi attaccano. Incredibile. Non ho parole. Però non ha gente scarsa allora, eh. No, non ha gente scarsa per niente. Combattiamola questa.
Voglio assicurarmi di vincere. C'è un pugnale nel sorriso degli uomini. Shakespeare. Allora, Units, await my orders. Generals, on the guard. direi di attaccare subito questi qui per eliminarli e poi rivolgerci contro gli altri. Insomma, attacchiamo subito i più deboli, i 120, i 240 cavalieri appiedati. The enemy are bringing in reinforcements. Eccoli qua. Vediamo di annientarli subito. Cadono, ragazzi. Eccoli qua. No. Adesso è un balordo però. Non capisci una mazza. Ora puoi caricare. Only half the enemy force remains. Basta, 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 basta sparare voi. Glorious Perfetto. heaven above. Our men Questi have qui sono stati captured the enemy eliminati. general. Guard him well. Give the dog some wine and be Basta sure sparare he can frecce see voi. us defeat. Riposizioniamoci The battle is qui. in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. E aspettiamoli adesso. Perfetto. Non è male questa cavalleria comunque. Alla fine. Soprattutto per il costo. Cioè costa pochissimo. Adesso vediamo un attimo come vogliono procedere loro. Perché loro hanno tanti balestrieri, quindi sarei tentato di attaccarli. Cioè di caricarli perché hanno davvero tante unità da tiro. Standard of Venice. Infatti vedete come mi attaccano. Ma adesso li facciamo ritirare.
Boh, voi adesso caricate di qua. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Distrutti. Annientati, prendiamogli il generale. The enemy general has no honor. He flees the field of battle and abandons his men. È riuscito a Praise the scapparci. Almighty. Our enemy has lost his stomach to fight. We must push our advantage. Una vittoria semplice, ragazzi. Messi in fuga, vediamo se loro ce la fanno a raggiungerli. Dovrebbero farcela perché anche se cavalleria pesante sono più veloci, infatti. 1, 2. Guardate, guardate, guardate se riusciamo a prendere il generale. L'inseguimento all'ultimo. Manca solo lui. Non fermatevi ora. Non fermatevi ora. Non ci credo. Niente, niente. No, no, non riescono a prenderlo. Sì. Preso, preso. Bene. Ottima questa cavalleria pesante, eh. Perché cavalleria pesante? Toglie tanto, costa poco ed è veloce. Cioè fa delle belle cariche invece. Pensavo facessero schifo e che morissero subito, invece tengono bene. Generale catturato. Lo stendardo di Venezia. Buon dai. Buon dai, perfetto, perfetto, All of perfetto. Christendom will be all. Annientati, viene caduta. Cosa volete di più? 3700, non me lo pagheranno mai. Occupiamola. Victory! We have crushed them! This place is yours, my lord! Papal election. Niente, la crociata non è stata annullata. Portoghesi o ungheresi? Ungheresi, bene, abbiamo votato anche noi per quella giusta, quindi. No more war. Però sono sempre in guerra con lui. I throw down the gauntlet to Loro sono bloccati e non possono passare. Yes. Con loro invece devo andare a risolvere i miei problemi. We can march no further today. Ok, reclutiamo altri balestrieri. Il carroccio ce l'abbiamo già, sì. Cerchiamo di mettere qui un altro esercito in Italia. Vediamo di reclutare qualcuno, insomma, almeno per difenderci. May we meet on the Almeno che non ci battlefield. attacchino subito. O forse sto solo sprecando soldi. Eh no, porco boia. It my closing to engage, my lord. Our fleet is victorious. Plotting course now, my lord. Questa volta la flotta ha preso un duro colpo.
orders? Non saprei, forse potrei ammassare un esercito qui. Balestrieri, fanteria pesante. Sono sempre in... Adesso come potrei fare io a fare pace con il Papa? Bisogna che riescano a farmi la crociata? This is not possible, my lord. March! Eccoli qui. Probabilmente adesso mi attaccheranno. Aiaccio. Costruiamo una chiesetta qua, dai. Vediamo se si riesce a bruciarla. Who is the purveyor? Come non detto. This apostate will pay for forsaking God. Vediamo se riusciamo ad ammassare uomini a Roma. Yes, lord. This is where we shall meet the enemy. Ok, Lord, adesso we are victorious. riusciremo ad ucciderlo. Yes, Proverò a circondarlo e ammazziamo di nuovo il Papa. Se lo uccidiamo forse riusciamo a far arrivare i rinforzi a Roma. Anche se non penso. Cioè, secondo me se continua così Roma cade. La conquistano sicuramente. E la crociata avrà successo e poi io me la riprendo, insomma, non è un problema. Un problema è se me la saccheggiano, mi sterminano la popolazione perché perde tutto il valore. Ok. Vediamo di disporli in modo da riuscire a circondarli. Voi sparategli già. Probabilmente prenderò parecchi uomini perché comunque è la guardia del generale, però voglio provare ad ucciderlo. Cioè non so se avete capito che io odio il Papa in questo gioco, cioè proprio lo odio. È l'unità peggiore che... cioè è la fazione più odiosa che ci sia. Ok, resistete, resistete, non morite, non morite, non morite tutti. No, 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 questi qui sono i balestrieri. Ecco, ecco, vedi che scappano di nuovo. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. The enemy Sì. king is slain. Sì. A worthy enemy, but no less a dead for that. Praise the Almighty. Perfetto, perfetto. Our enemy has lost his stomach to fight. We must Catturate gli push ultimi our 2-3 che advantage. riuscite. Perfetto. This is Catturato il clear Papa, non l'ho neanche circondato, ma l'abbiamo catturato comunque. Bene. General Sbaudica. Perfetto, il Papa è stato ucciso. Non riuscirò comunque We are beaten. ad arrivare in rinforzo a Roma, però almeno il Papa è morto, quindi verrà rieletto ancora. Your will. Io spero che prima o poi sia... cioè nel senso... farà pace prima o poi. Dov'è il mio diplomatico adesso? Noble lord, I cannot travel there. Naturally. Allora... adesso io qui ho l'esercito di Vienna. Name thy enemy, lord. Orders.
Io qui ho l'esercito di Vienna che vorrei farci qualcosa di carino. Potrei o attaccare Budapest o continuare a conquistare la Germania. Ma siccome ho già questo esercito per la Germania, io attaccherei Budapest. Allora, vediamo un po' cosa fare qui. Yes? Yes, we will engage them honorably, my lord. No, voi dovete morire tutti. 150 contadini. My lord, we are victorious. Yes, lord. Orders? We can march no further today. Boh, dai, comunque ci stiamo un attimo sistemando, a parte Roma che è praticamente spacciata, però a parte quello, qui bisognerà reclutare qualcuno perché sennò si ribellano. My lord. Yes, my lord. My lord. Vediamo di prenderlo, who is to have perfetto. some business problems then. Closing their trade permanently. Ho ancora 1300 fiorini, vorrei costruire qualcosina, magari a Venezia si può o no? È tutto troppo costoso ormai. Aiaccio. Costruiamo le fattorie. Qui probabilmente adesso ci attaccheranno. Va bene, dai, passiamo il turno. Ecco qui che mi assediano Venezia. Sì, Venezia. Roma. This is not good, lord. The enemy have laid siege upon us. The fools lay siege. Let them come. Greetings. Trade rights. For you today. Sì, mi va bene, vediamo se I do not think you rejected. Vabbè. have another proposal then? We have no complaints. That is all. Meglio Amen. Era giusto una curiosità per vedere quanti territori avessero. Se me lo prende mi arrabbio. Cazzo. Mi hanno fregato un altro mercante. Rivolta a Marsiglia. Male. Yes. Papal election. Gerardo il corrotto. È stato eletto lui. We will see you undone, your majesty. Allora, vediamo se qui si riesce a Command me. sistemare la situazione. Allora, io mollerei questo assedio, Lord. perché diventa troppo impegnativo e andrei a prendere Marsiglia. Where we shall meet orders. Voi potete pure disbandarvi. Oh, ho un diplomatico qui. Non me ne faccio niente, sinceramente, ma You are lazy and honor. On my andiamo qui a fare pace con il Papa. here, I shall stay here. Allora, vediamo un attimo la situazione per Roma. Ho 2 mercanti e un cardinale addirittura dentro. Honor dictates I inform you. Non penso di poter vincere. Vediamo qui. Yes, Lord. This is where 2-1 per loro. the enemy. No, sono troppi, devo riuscire a far arrivare il mio esercito in fretta. Allora, My lord. Your money, my wealth. Sound good, Sadiq? Give me a name, and I'll give you his coin. As you wish. I'll be polishing my arm. Someone to see? allora, il mio esercito. Command me. March. Orders? Yes. Closing for battle. God be praised. He has delivered 3-2. victory. Yes, my lord. Non è molto, non è proprio male il loro. No, non voglio attaccarli allora. Strike, my lord. È presto ancora. Voi dovete tornare qui. Orders. 5 turni prima che Milano si arrenda. Vediamo adesso quanto. Yes. Closing for 15-4. No, aspetto ancora. Dopo anche loro hanno un sacco di eserciti, ragazzi. Anche la Polonia sta arrivando. Stanno arrivando tutti. Name thy enemy. Questi ovviamente non posso attaccarli perché vicino We shall send them to hanno i hell rinforzi e for sono wars. anche March. forti e riescono anche a stare in battaglia di notte. Di solito quando tu vai in battaglia di notte togli i rinforzi
perché lanci come un attacco a sorpresa. Vabbè, aspettiamo qua. Ho questo esercito qui piuttosto che è completamente inattivo. Command me, Your Majesty. Dobbiamo togliere queste truppe qui, non servono a niente, sono troppo poche. Unità, poi reclutiamo un'altra di contadini. Il prossimo turno con questi qui partiamo e continuiamo a conquistare il resto della Germania. Chi ho qui? Ho la mia spia. Spostiamoli. Command me. Lord, Napoli è in rivolta. Qui ho un bel esercito. your will. Facciamo una cosa. Lasciamo qui Onward, questi Lord. e imbarchiamo loro. Full sail. Da qui tiriamo su le altre truppe e ritorniamo a Costantinopoli. Low tax rate, vediamo se si riesce a riparare. Perfetto. E così speriamo, non si dovrebbe ribellare. Dopo da Corinto tiriamo su queste unità e attacchiamo Costantinopoli. Yes. Yes, my lord. Your orders? Però forse avrei aspettato di farmi meglio la flotta. Adesso evitiamo allora di ingaggiare scontri per perdere navi, perché effettivamente queste navi qui sono di livello alto, sarebbe una merda perderle, capisci? Quindi è meglio se evitiamo altri scontri marittimi finché non le ripariamo tutte. Adesso vediamo se con il prete si riesce a uccidere sta strega. 24, proviamo. Morto di nuovo. Good. Ready to trade. Opening trade lane. Facciamo un altro, o prima o poi la prenderemo. Yes. Ok, dai. Passiamo il turno. March no further today, Lord. Quanto tempo è che sto registrando? 48 minuti. Va bene ragazzi, allora. Adesso passiamo questo turno. E anzi no, finiamo con l'episodio, il prossimo il prossimo episodio ricomincerà con il prossimo turno. Avete visto insomma che stiamo provando ad assestarci e a difenderci finora con un buon successo. Però uccidere il Papa non è servito a niente. Non ha annullato la crociata, dico. Quindi la situazione è abbastanza critica. L'assedio di Costantinopoli è fallito, Marsiglia si è ribellata. Appena riprenderò queste città che ricomincerò ad avere più soldi nelle mie casse e riuscirò ad ammassare più uomini, riusciremo a riprenderci. Però per ora bisogna pazientare. Bene ragazzi, questa era la fine dell'episodio e ci vediamo alla prossima.